migliori della passione. La Goal Collection della nona giornata del campionato di Serie B in infrasettimanale si apre con la seconda vittoria stagionale dell'Albino Leffe, che supera in casa il Frosinone per 2-1, vantaggio dei padroni di casa al 39esimo con Martinez. Il raddoppio arriva 3 minuti dopo al 42esimo grazie a Omar Torri che fa 2-0 e poi esulta in maniera particolare. Pianto liberatorio per Omar Torri, che ha perso il fratello in un incidente stradale settimana scorsa, momento difficile per lui. Gol liberatorio che regala la vittoria all'Albino Leffe, anche perché il gol di Terranova, messo a segno al 39esimo del secondo tempo per il Frosinone, arriva troppo tardi e allora l'Albino Leffe di Emiliano Mondonico vince in casa per 2-1. Pareggio per 2-2 tra Ascoli e Crotone. Crotone in vantaggio al 34esimo grazie a questo gol di Curiale, che porta in vantaggio i suoi. Rivediamo ancora stop di petto e tiro cross di De Giorgio. Curiale arriva nel momento giusto e fa 1-0. Pareggio nel secondo tempo di Vincenzo Sommese, capitano dell'Ascoli, che al sesto minuto fa 1-1. Sommese che però poi rovina tutto facendosi espellere al 25esimo del secondo tempo. Proprio sul calcio di punizione arriva il gol del vantaggio nuovamente del Crotone grazie a Cutulo, che al 26esimo appunto fa 2-1. Sembra tutto finito, ma il cuore dell'Ascoli continua a battere e arriva il gol del pareggio al 45esimo direttamente sul calcio di punizione. C'è il gol di Moretti che regala un punto a Agustinetti e tiene in linea di galleggiamento l'Ascoli. Vediamo ancora l'importantissimo gol di Moretti, 1-1 tra Cittadella e Sassuolo al 31esimo del primo tempo. Piovaccari porta in vantaggio il Cittadella con questo bel gol. Rivediamo tutta l'azione, tocco sotto, il pallone che si infila in rete. Il pareggio del Sassuolo arriva al 40esimo, 9 minuti dopo, grazie a Troiano che fissa il punteggio sul definitivo 1-1 dopo un calcio di rigore sbagliato da Bruno. Il Grosseto supera per 3-1 il Portogruaro al secondo minuto di gioco. Guidone porta in vantaggio i suoi. Ecco il gol del giocatore del Grosseto che fa 1-0. Il pareggio però del Portogruaro arriva solo 10 minuti dopo grazie a Gerardi, che insacca alle spalle del portiere avversario dopo una serie di rimpalli che favoriscono il Portogruaro. Poi però si scatena il Grosseto con il gol messo a segno da Soncin. Il Portogruaro perde palla malamente, Soncin arriva e mette il pallone in rete dal limite dell'area. 3-1 che arriva invece nel secondo tempo, ancora grazie a Soncin che realizza un calcio di rigore fissando il punteggio sul definitivo 3-1. 0-0 tra Modena ed Empoli. Il Novara invece supera 2-0 l'Atalanta e si candida a questo punto ad una promozione diretta in Serie A, secondo alle spalle del Siena. Vantaggio del Novara al 25esimo del secondo tempo. Rivediamo proprio il gol messo a segno da Bertani. Poi arriva anche il calcio di rigore trasformato da Rigoni al 28esimo. Novara batte Atalanta 2-0 per i bergamaschi, battuta d'arresto. Il Novara può sognare in grande. 2-2 invece tra Piacenza e Triestina al 17esimo del primo tempo. Godias porta in vantaggio la formazione in trasferta. Grazie a questo gol il pareggio invece lo mette a segno Guzman con questo bellissimo sinistro che gioca con il palo e si infila alle spalle del portiere avversario. Siamo al 20esimo del primo tempo. Passano solo 4 minuti e al 24esimo Marchi riporta in vantaggio la Triestina con questo diagonale destro che non lascia scampo al portiere avversario. Il Piacenza però continua a spingere e al 36esimo giunge al pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Cacia. Accade tutto nel primo tempo. Questo il gol del 2-2. Tante occasioni dall'una e dall'altra parte, ma il risultato finale appunto si ferma qui. Vince anche la Reggina che supera 1-0 il Pescara. Vittoria importante per i calabresi che salgono al terzo posto in classifica dietro Siena e Novara. Questo è il gol vittoria messo a segno da Bonazzoli al 15esimo del secondo tempo. Gol che regala i 3 punti ai calabresi. Il Siena, capolista, continua la sua corsa in vetta alla classifica superando per 2-1 il Padova. Questo è il gol del vantaggio messo a segno da Mastro Nunzio al 11esimo del primo tempo. Arriva il pareggio del Padova
al 26esimo del secondo tempo grazie ad un rigore realizzato da Succi. 1-1, ma non è finita qui, perché al 43esimo del secondo tempo Reginaldo si inventa un Eurogol e regala 3 punti alla Siena, che può continuare la sua corsa solitaria in vetta alla classifica. Questo è il bellissimo gol del brasiliano che insacca alle spalle di Agliardi. Vince anche il Torino 2-1 sul Vicenza, vittoria rimonta però dei Granata, che passano in svantaggio grazie a un'autorete di De Vezze che regala l'1-0 al Vicenza. Ecco qui lo sfortunato gol di De Vezze. Poi nel secondo tempo però cambia tutto, perché il Vicenza rimane in 10 uomini e allora Bianchi trova il pareggio al 38esimo su calcio di rigore. Siamo già nel secondo tempo, proprio nei minuti finali. Al 45esimo arriva anche il gol che regala i 3 punti al Torino, che quindi supera in casa il Vicenza per 2-1. Torino che in questo momento si trova ancora nel gruppone che punta ai playoff a quota 13 punti. Infine, a proposito di gruppone che punta ai playoff, finisce 1-1 tra Varese e Livorno, con il Varese in vantaggio al 19esimo grazie a Neto Pereira, che porta i suoi sull'1-0. Nel secondo tempo invece il pareggio del Livorno proprio in extremis al 44esimo minuto, che appunto regala un punto alla Livorno. Le due squadre devono dividersi la posta in palio grazie a questo gol di Lambrughi.